l'importanza del ponte sullo stretto e il suo legame con l'Europa. È lungo da dire, il ponte è chiaramente un elemento essenziale del corridoio da Helsinki a Palermo, è una delle 3 discontinuità del corridoio perché c'è tra Danimarca e Germania il Fehmarn Belt, dove stanno costruendo un importantissimo tunnel sottomarino, quasi 20 km, sarà il più lungo tunnel sottomarino e è prevista la realizzazione per il 29, quindi l'apertura al traffico. Poi c'è il tunnel del Brennero, lo sapete, siamo impegnati, anche lì si sta lavorando, è prevista l'apertura al traffico credo nel 32 e poi manca il ponte sullo Stretto di Messina per dare continuità a questo lunghissimo corridoio ferroviario e stradale che sono credo 8.000-9.000 km di ferrovia, 7.000 di strada, un investimento complessivo di 170 miliardi di euro a cifre attuali, coinvolge 60-70 milioni di abitanti, più del 15% dell'intera popolazione dell'Unione Europea. Quindi vuol dire un elemento fondamentale e non c'è nessun dubbio che il ponte sullo Stretto sia parte di questo corridoio, abbia una valenza quindi europea, è stata confermata a giugno scorso dal Consiglio europeo se ce ne fosse bisogno, abbiamo partecipato e vinto un bando di gara per un finanziamento per la parte di progettazione esecutiva. Solo 25 milioni può sembrare una cifra modesta rispetto ai 13 miliardi, quanto sarà l'investimento, ma è un segnale importantissimo perché abbiamo partecipato a un bando di gara, quindi misurandoci con i progetti di tutti gli altri paesi europei, avendo una valutazione estremamente positiva sia con riferimento a quelli che sono i principi dei corridoi TEN-T europei, no? La coesione, la riduzione dell'impatto ambientale, ma poi anche su parametri specifici che riguardano anche la concretezza, la sostenibilità del progetto, i risparmi di tempi. E dato che era una gara veramente fatta con molta attenzione, c'erano dei parametri con punteggi da 1 a 5 e noi abbiamo vinto perché su ognuno di questi parametri abbiamo ottenuto un punteggio superiore a 4, 4,5. Quindi dico scherzando che se fossimo su TripAdvisor avremmo una valutazione di estrema importanza. Quindi dico, l'Europa lo vuole il ponte, è fuori dubbio che lo voglia da tempo e anche probabilmente prima dell'Italia, quindi cosa si sente di dire a chi una settimana fa traino ponte manifestava tra virgolette a Bruxelles chiedendo proprio all'UE di bloccarla? È un po' un paradosso? È un forte paradosso, io ho molto rispetto per le opinioni di chi dissente dal progetto, perché un progetto di questa importanza può anche, come dire, evidenziare delle criticità. Mi piacciono le critiche positive, cioè quelle che mirano a risolvere il problema, perché individuano un problema che magari noi non abbiamo non valutato adeguatamente e ci invita a considerarlo. Le critiche che sono soltanto finalizzate a bloccare, a evitare che si realizzi il progetto, ci sembra meno apprezzabile. Che queste critiche si portino a Bruxelles cercando di creare un atteggiamento, un ambiente contrario all'opera, mi lascia abbastanza perplesso. Se poi questo coinvolge anche degli enti locali, le perplessità aumentano. Stranito dai sindaci di Reggio Emilia, si riferisce a loro? Ma loro erano presenti, quindi noi abbiamo un ottimo rapporto con sia il sindaco Caminiti che con Donatà, ci siamo incontrati, ci siamo visti tantissime volte, abbiamo cercato di dare risposte ai problemi sollevati. Non crediamo che la via del contenzioso anche legale, ricorso al TAR, sia il modo migliore di affrontare eventuali problemi e criticità e di risolverli. Io sono dell'idea invece che un dialogo continuo, rispettoso anche delle fasi progettuali, no? Ogni fase progettuale evidenzia dei problemi e ha delle soluzioni. Non si può pensare che qualsiasi problema, fino all'ultima dettagliata interferenza sul territorio, possa essere risolta già
ancora prima di approvare il progetto definitivo. Il progetto definitivo peraltro comprende e individua tutte le interferenze e individua insieme con i responsabili di queste interferenze, perché elettricità, gas ed altro, i progetti per superare l'interferenza stessa. Quindi noi vogliamo fare il ponte presto, ma soprattutto bene.